Corpus Domini al vendi Ioibe, e Nadal ai vincezinc. Cano sepino ne art ne part, diceca si dis. Corpus Domini al vendi Ioive, e Nadal ai vincezin. Cano sepino ne art ne par, diceca si dis. E questo è il modo migliore per presentarci. È un detto friulano che Teresa ha appena riportato e che secondo me presenta anche chi è lei con queste parole. Quello che è lo scopo della serata è proprio quello di ricordare chi siamo come friulani e comprendere come la nostra terra è una terra speciale, come lo sono i benandanti, coloro che sono nati con la camicia, ed è accezione comune dire che sei fortunato perché sei nato con la camicia, ma noi friulani non sappiamo neanche, forse proprio per il nostro modo di essere, quanto speciali siamo alla fine. E grazie a queste due persone che ho al mio fianco, con molta semplicità porteremo fuori quelle che sono le tradizioni, le storie, i racconti legati a questa specialità, che è proprio quella dei benandanti e quella delle guaritrici, che hanno accompagnato la storia della nostra terra. E quindi darei già la parola a Paolo per portare quella che è la sua esperienza, la sua testimonianza, anche attraverso i due libri che ha appena pubblicato, che riguardano proprio i benandanti. Quindi a te Paolo. Grazie a Emanuele, grazie a Deborah che ci ospita questa sera, perché è veramente un piacere essere qui, e a Teresa che, diciamo, adesso ci sgomiteremo un po' per cercare di raccontarvi un po' di cose che speriamo siano interessanti, e grazie a voi per essere qui così numerosi questa sera ad ascoltare un po' delle nostre leggende, fiabe, racconti, ricordi, un po' di tutto. Diciamo che il tutto nasce nel 1966, quando Carlo Ginzburg pubblica il suo libro I benandanti, per le edizioni La Terza, e 20 anni dopo pubblica Storia notturna, una decifrazione del Sabba, sempre per le edizioni delle edizioni. Quello che, diciamo, è soprattutto interessante per capire un po' la genesi di tutta questa scoperta di questo mondo è che Carlo Ginzburg ha cominciato a cercare, a sfogliare quelli che erano i verbali dell'Inquisizione custoditi nell'archivio arcivescovile di Udine, perché aveva l'intenzione soprattutto di conoscere quali erano le espressioni, le descrizioni, il sentire della nostra gente di 500-600 anni fa. Voleva capire qual era lo spirito dei friulani di allora,
voleva dare un taglio, se vogliamo, tra virgolette, sociale a questa sua ricerca. Tutto a un tratto però si è imbattuto in dei personaggi estremamente particolari e strani di cui prima nessuno mai aveva parlato. E questi erano i benandanti. I benandanti perché sono ancora adesso, se ce ne sono coloro che nascono avvolti ancora nel sacco amniotico, i famosi nati con la camicia. Solo che allora la camicia veniva conservata, veniva portata di nascosto ad assistere almeno a 12 messe. C'è addirittura la testimonianza di una perpetua che infila questa pellicina sottilissima sotto la tovaglia dell'altare. Dopo queste 12 messe la pellicina è essiccata, veniva messa in un sacchetto e appesa al collo del bambino o della bambina, perché i benandanti potevano essere sia maschi che femmine. Non sappiamo nulla dell'apprendistato di queste persone, perché non sappiamo quale sia la giovinezza. Possiamo immaginarla andando a studiare alcuni riferimenti che poi magari faremo, ma sicuramente non ci sono testimonianze che ci parlino dei benandanti a 7, 10, 15 anni. Sappiamo semplicemente che al raggiungimento della maggiore età questi benandanti erano in grado, restando addormentati nel loro letto, di uscire dal proprio corpo richiamati dal tamburo del comandante. Tutti insieme raggiungevano quello che era chiamato il prato di Giosafat e su questo prato trovavano streghe e stregoni che avevano raggiunto lo stesso posto per un'altra strada, e lì nelle notti delle 4 tempora, più o meno ai solstizi, agli equinozi, ai cambi di stagione, si picchiavano di santa ragione per tutta la notte, i benandanti armati di rami di finocchio e le streghe e gli stregoni armati di rami di sorgo, e già qui cominciamo ad avere un'idea un po' magica di questa notte, perché sia il finocchio che il sorgo non sono sicuramente dei randelli, e quindi anche il picchiarsi ha tanto l'idea di essere simbolico. Però noi lo prendiamo così com'è, perché io vi sto parlando di migliaia di testimonianze, non di una isolata. Quindi vi sto parlando di un mondo narrato e conosciuto che 500 anni fa era particolarmente noto un po' a tutta la pianura friulana. Ecco che dopo essersi picchiati per tutta la notte, prima che sorgesse il sole, un attimo prima, lo stendardo che stava lì in mezzo alla tenzone, in mezzo alla lotta, ecco che si volgeva, ecco che si piegava verso una delle due fazioni e decretava la vittoria di una delle due. Entro il sorgere del sole tutti dovevano tornare di nuovo nel loro corpo, perché se no non sarebbero più riusciti a rientrarvi e quindi il benandante sarebbe morto. Lo stendardo decretava la vittoria. Se avessero vinto streghe e stregoni, seguiva poi un periodo di carestia, di malessere, di malattie, di tanta siccità o di troppa pioggia, comunque tutto quello che poteva fare del male alle persone, ai bambini e agli armenti e anche alle colture. Se invece vincevano i benandanti, ecco che seguiva un periodo di abbondanza, di benessere, di persone, di animali che erano belli sani, di piante che crescevano, eccetera, eccetera. Quindi io vi sto raccontando quelle che sono le memorie di persone che sicuramente avevano questa visione magica dell'esistere. E ci sono varie narrazioni poi. Abbiamo ad esempio una delle narrazioni che ci vengono da Morucis di Terzo d'Aquileia, dove Pascutta e Narda, due donne del paesino, parlando con Margherita, una loro amica, dicono di essere benandanti, di andare a combattere nelle notti delle 4 tempora e di essere anche in grado di ascoltare e di riportare la voce dei morti. Questa è una costante del mondo dei benandanti. I benandanti erano in grado di parlare con i morti. E qui diciamo che riecheggia un tema antichissimo, che è quello del viaggio estatico dei viventi nel mondo dei morti e anche viceversa, del mondo dei morti nel mondo dei vivi.
Ci sono dei collegamenti che andrebbero fatti, ma non vorrei che ci portassero poi ad uscire dal nostro tema e rischiamo veramente di stare qua tutta la notte, perché potremmo benissimo parlare della notte di Samain, la notte del Capodanno celtico, quando i morti tornano nelle case dei vivi, e che anche qui in Friuli tutte le case un tempo restavano con le porte aperte, le tavole venivano imbandite e veniva lasciata molta acqua perché i morti hanno sempre molta sete, e quindi i morti tornavano nelle case e benedivano le case che adesso che in quel momento erano abitate dai viventi e in cui loro avevano abitato nella vita precedente, quando erano ancora in vita. Ecco che anche qui c'è questa commistione, questo momento di caos che è fondamentale, e nel ciclo dell'anno questo momento di caos è importantissimo per la rinascita del mondo. Non ci può essere la fine dell'estate, la fine della stagione buona. I nostri vecchi conoscevano solo due stagioni, le viarte e le siarade. In pratica la stagione calda e la stagione fredda. Non esisteva primavera, estate, autunno, inverno, due erano. Il 1° maggio, guarda caso con la festa di Beltane, si partiva tutti e si andava su all'alpeggio, si portavano gli animali all'alpeggio. Il 31 di ottobre si riportavano gli animali nelle stalle. Nel frattempo c'era tutta una serie di riti, di cerimonie, di momenti magici, di momenti fondamentali, come il solstizio d'estate, come la raccolta del Mac di San Juan, come una serie, no, come l'Ugnasad, che ormai ci stiamo avvicinando, il 1° di agosto, la festa del raccolto, e anche i nostri vecchi raccoglievano il grano, raccoglievano il frumento, il grano non inteso in senso di gran turco, non le blave, raccoglievano proprio il frumento e raccoglievano l'orzo, e lo facevano facendo i vari covoni, e l'ultimo covone, come anche nel mondo germanico e nel mondo nordico, era il covone sacro, dove ancora albergava la dea e dove c'era ancora il dio del frumento, il dio del grano, e questo veniva portato in casa e veniva custodito con grande sacralità, e molti di questi semi poi finivano nel sacco delle sementi che erano state selezionate per la semina, in modo che la dea del grano potesse di nuovo ritornare nel campo e potesse di nuovo far rinascere tutto. Ma i morti non sono estranei a tutto questo, perché i morti erano coloro che custodivano i semi nel sottoterra. Loro erano lì e li custodivano, li rendevano ancora fertili e permettevano la loro rinascita. Noi abbiamo un processo nel 1600, adesso ve lo dico, nel 1691 abbiamo il processo tenuto a Jürgensburg a favore del vecchio Ties, un uomo di 86 anni. Quest'uomo che vive in Lituania viene processato per essere un lupo mannaro. I lupi mannari sono esattamente la stessa cosa dei benandanti. Lui stesso ammette di essere un werewolf, lui è un lupo mannaro e lo dice, e dice anche di essere colui che è nato con la camicia e che ha la peculiarità, insieme ai suoi compagni, di scendere nell'inferno 3 notti all'anno, la notte di Santa Lucia, la notte del solstizio d'estate e la notte di Pentecoste. In queste 3 notti scendono, vanno di nuovo a recuperare, a riprendersi, a ritrovare le sementi e le anime degli animali che gli stregoni hanno portato all'inferno per non permettere più la rinascita della primavera e della vita. E quindi loro vanno giù, lottano contro gli stregoni e le riportano su, fanno in modo quindi che ci sia di nuovo la stagione di prosperità. Lo stesso Odino nell'Edda viene raccontato che si stende nel suo letto e da lì, sotto forma di lupo, sotto forma di orso, sotto forma di drago, sotto forma di qualsiasi altro animale o essere, raggiunge i confini del mondo e lotta contro gli esseri dell'oscurità. Quindi anche qui abbiamo una visione di Odino quasi benandante ed è veramente molto interessante. Nel mondo bretone abbiamo una descrizione stupenda che potete ritrovare nel mio secondo libro, perché ho avuto una fortuna, non esiste secondo me,
ho avuto la possibilità, grazie ad un caro amico, che mi ha narrato una storia che sua nonna, che era bretone, gli raccontava, lei era di Pont-Aven, gli raccontava quando era piccolino. Era l'unica che lui si ricordava, ma per me è stato un tesoro incredibile perché parla dei loup garou, dei lupi mannari bretoni, e racconta che i lupi mannari bretoni, i loup garou, nascono esattamente come i benandanti, ancora avvolti nel sacco amniotico, e sono dei bambini speciali fin dalla loro nascita. Fin da piccolissimi sono indipendenti, riescono ad essere capaci di fare tantissime cose, molto più dei bambini della loro età, mettono i dentini prima degli altri, riescono praticamente in tutto quello che fanno, mangiano anche, cominciano a mangiare da soli, fanno tutto quello che potete pensare dei bambini, ma con grandissimo anticipo, e fin da piccoli riescono a riconoscere chiunque voglia mentire loro, non accettano qualcuno che menta. Fin da piccoli riescono a capire quando avverrà un cambiamento meteorologico, un cambiamento climatico, per cui arriva una grandinata, una pioggia, un temporale. Fin da piccolissimi poi riescono ad essere sensibili alle voci degli animali e delle piante, tant'è vero che poi lo imparano però questo, imparano le danze e i canti per consentire alle piante di crescere. Le voci degli animali invece le comprendono fin dall'inizio. Quando arrivano all'età di 7 anni, la loro mamma li porta sulla porta di casa, li lascia lì e loro intraprendono il cammino per raggiungere il centro della foresta di Huelgoat, dove lì trovano il garù anziano, che si prende cura di loro per 15 anni. All'età di 22 anni, ecco che questi benandanti, i garù, vanno in giro per il mondo, vanno in giro per la Bretagna, a far sì che il malocchio non possa far del male alle persone, a far sì che le streghe non possano fare loro del male. Paolo ha fatto una bellissima spiegazione, introduzione a quelli che erano i benandanti, che sono tuttora, perché come ci sono i benandanti esistono le streghe, esistono le guaritrici, che sono altre figure della nostra tradizione. E molti di voi vi sarete chiesti che cosa ha detto questa in friulano all'inizio, che cos'era. Che cos'era quella cosa che ho detto? Era la filastrocca che in Carmia è rimasta, che si dice ogni volta che si deve parlare delle streghe benandanti, si intraprendono questi argomenti perché le streghe sanno sempre quando si parla di loro. Siamo fortunati perché oggi è martedì, non è giovedì, perché giovedì è la giornata un po' più magica in Friuli, quella dove le streghe vanno in giro, dove anche insomma si svolgono alcune battaglie, quindi ecco, siamo fortunati martedì, però la prudenza non è mai troppa e quindi abbiamo detto a filastrocca, così adesso se sono qua fuori non ci sentono, possono solo guardarci, forse, neanche quello. Quindi abbiamo parlato di benandanti, io vorrei introdurre anche la figura di quelle donne che sono le guaritrici, che esistono tuttora nei paesini del Friuli ma anche del Veneto, e che sono magari quella signora che mette a posto i nervi, quella signora che segna il fuoco di Sant'Antonio, la mia bisnonna che quando le persone perdevano qualcosa allora andavano da lei e dicevano: Ida, ho perso l'anello della nonna, come faccio? E fa: va bene, io ti dico le sequeris, che sono questa preghiera a Sant'Antonio particolare. E nessuno sa che cosa dicesse mia bisnonna, perché lei poi guardava questa signora e diceva: sì, io le dico, ma tu ci devi credere. Poi lei se ne andava in camera sua, si chiudeva, le diceva, fatalità, tutti trovavano quello che avevano perso. Quindi sono quelle figure che arrivavano in soccorso nei momenti di bisogno, e in un mondo, perché dobbiamo immaginare un mondo che alcuni di noi hanno sfiorato, altri hanno vissuto, altri non hanno nemmeno conosciuto,
dove non esistevano tutte queste comodità, cioè una febbre, un'otite, cioè erano qualcosa di veramente grave, una brutta stagione, era qualcosa che affamava le famiglie. La miseria, quella che ti raccontano i nonni di una volta, cioè era un mondo diverso da quello di adesso, dove la gente viveva in contatto continuo con la terra e viveva dei cicli e dei ritmi della terra. Per questo anche certe figure sopravvivono nella storia nei secoli, proprio perché strettamente legata a questo tessuto sociale antico. E allora esiste ancora una signora tuttora vivente a Precenicco che mette a posto i nervi. Qualche anno fa purtroppo è venuta a mancare la signora Catinetta a San Stino di Livenza, che all'epoca segnò mia cognata perché aveva i vermi, per esempio, o segnava il fuoco di Sant'Antonio. Vi erano anche le spannatrici, figure molto particolari, le spannatrici. Venivano chiamate al capezzale delle persone ammalate gravemente e loro avevano una corda che iniziavano a misurare a spanne con delle loro formule, con delle loro maniere, ma probabilmente eseguivano dei riti o qualcosa di particolare che determinava la salvezza, lo scioglimento di uno stregamento, di un maleficio, la salvezza del malato. Ma anche erano quelle persone a cui la gente si rivolgeva nel momento del bisogno, tipo appunto mi è successa questa cosa, ma forse ti hanno fatto tra virgolette la fattura, allora devi fare così così così, perché non era sempre necessario rivolgersi al benandante o rivolgersi alla guaritrice o andare dal prete a farsi benedire, c'erano anche modi caserecci di venirne fuori da queste cose, no? Quindi perché no? Impariamone qualcuno, si sa mai, no? Quindi succedeva che una persona improvvisamente si ammalava e non c'era modo di farla guarire, quindi si chiamava, magari non c'era comune, sapere comune, ma chi non sapeva andava a chiedere consiglio e gli dicevano bene, controlla il cuscino. Quella volta i cuscini erano imbottiti di piuma, se nella piuma c'è un nodo, forse è arrivato qualcosa di brutto. Quindi se c'è un nodo nella piuma, vai di notte a mezzanotte con una bacchetta di Vigurno, che è anche una delle bacchette che usano anche i benandanti, e inizi a picchiare quel nodo con tutte le forze che hai e battilo. Fatalità, le storie raccontano che il giorno dopo arrivava la presunta strega o stregone tutta ammaccata, così acciaccata, e la battitura aveva avuto effetto, la persona guariva, no? Quindi la stessa battitura veniva eseguita sulle catene degli animali della stalla, ma anche che cosa resta, ecco, che cosa resta nei gesti, perché questo era una cosa che faceva mia nonna, che mi racconta mia nonna che veniva fatto. Oggi che cosa possiamo vedere di tutte queste rimanenze che si vanno dissolvendo pian piano, perdendo? I gesti degli anziani. I gesti degli anziani che magari buttano la polenta sul tagliere e fanno il segno della croce. E quando si prende il pane, si fa in casa, si fa il segno della croce. Sono quei gesti che poi ci vengono trasmessi, li facciamo inconsapevolmente, ma è una benedizione che i nostri vecchi facevano al cibo proprio perché non venisse toccato dal male. E ad Riolassa permane ancora una liturgia durante l'anno in cui viene benedetta la frutta e la verdura assieme al sale e all'acqua, che poi la gente porta a casa e consuma. Il sale benedetto un po' alla volta durante l'anno, si tiene l'acqua santa in casa nel caso serva, magari sì, per aspergere un ammalato o
o segnarlo, o insomma, e la frutta viene consumata ovviamente prima che vada male, però è frutta benedetta. E poi che cosa ci sono ancora che restano? Gli scapolari. Il 16 luglio a Adriolassa, sempre, è il paese natale della parte materna, quindi lo conosco bene, questo è un porto il mio. A Adriolassa si è svolta la processione della Madonna del Carmine e Adriolassa vuole che sia tutto come da tradizione, quindi a spalla la Madonna, che è una statua di legno molto ingombrante, sul suo baldacchino il trono di legno portato dai portatori, in giro per la campagna a benedire i campi, e poi vengono distribuiti gli scapolari benedetti, che bisogna sempre portare con sé a protezione. Una volta era necessario portarli sempre, anzi venivano usati a volte al posto delle bacchette di Liburno per battere l'eventuale affatturato, il vestito, la catena dell'affatturato. Che cosa ci resta ancora? Sì, vari segni di croce, segno di croce a terra prima di intraprendere un viaggio, tutti questi tipi di benedizioni che sono passate magari nei gesti. E perché dico che restano solo i gesti? Perché questa sera, sì, parliamo di benandanti, parliamo di streghe, chissà, parleremo anche di altre figure della tradizione, però in sostanza stasera si parla della storia clandestina, che io la definisco la storia clandestina, da ex archeologa la definisco così, perché quando noi pensiamo alla storia per come ci viene insegnata, è la storia ufficiale, la storia dei vincitori. E cosa succede di tutta la storia e le tradizioni dei vinti? Come viene trasmessa e passata di generazione in generazione? Come sopravvive? Sopravvive proprio attraverso i racconti, le leggende, le fiabe, i gesti, quelle piccole superstizioni che a noi paiono, sì, insulse magari, ma che poi appunto scopriamo non esserlo. E quindi ecco, mia nonna che di notte andava a battere con la bacchetta di Liburno un mucchio di piuma, non è nient'altro che all'epoca del Cinquecento un benandante che andava a battere una strega nelle notti delle tempora. E quindi è questo di cui parliamo stasera, della tradizione come sopravvive, e quindi di come leggere la trama della storia e perché in Friuli è sopravvissuta. Perché di noi friulani dicono che siamo empatici, introversi, diffidenti, musoni, ma allora sì, è vero, però adesso il Friuli è stato la porta per tutti quelli che dovevano arrivare in Italia, ok? Quindi sì, il Friuli era celtico, ma prima dei Celti c'era qualcun altro anche. Quindi immaginate un popolo abituato invasioni, a vedersi sempre invaso. Che cosa fa? Si chiude e in questa chiusura cerca di non perdersi, e si radica e si aggrappa a quelle che sono le sue storie e le sue tradizioni, e per questo anche in Friuli tuttora ne sopravvivono tante, perché nel resto dell'Italia non è così. Anche se, e qui le figure dei benandanti arrivano perché abbiamo scoperto essere sì friulane, ma corali di tutta Europa e in diversi siti geografici. Se vuoi riprendo io il filo della Ghana. Lei adesso mi ha passato il gomitolo della Ghana, se magari avremo tempo vi racconteremo anche qualche storia di questo tipo, ma non so, perché a mezzanotte credo che ci prenderete a calci. Quindi. Volevo riportarvi questa cosa che mi sono appuntato perché mi piaceva veramente molto, ed è il processo per magia propiziatoria contro Veneria D'Usso, Caterina Durli e altre 9 donne, tutte di Palazzolo, avvenuto il 10 giugno 1624. Il processo per magia propiziatoria contro Veneria D'Usso, Caterina Durli e altre 9 donne da Palazzolo ci
ci presenta un gruppo di donne superstiziose che per impetrare la pioggia dal cielo, ecco, sarebbe forse il caso di vedere stasera, andavano lungo le strade del centro e della periferia del paese la notte del sabato che precede la Pentecoste, verso mezzanotte, processionalmente lustrando, cioè aspergendo con acqua, pensiamo benedetta, e cantando a due cori. Quindi non c'erano solo le 11 donne, c'erano anche 4 uomini, erano in 15. E questi cantavano una canzone. Il testo riportato parzialmente nella denuncia fatta dal vicario di Palazzolo inizia con le parole, e qui la riconoscerete subito, stiaracciola maracciola a marito che io me ne vo, e continua con siccome io son donzella che piova questa sera. Ad ogni strofa della canzone veniva inserito un falalela, in pratica poi quelle donne infami e maritate, quale vero rimedio per far venire la pioggia, perché non erano proprio sicure che bastasse, ritennero di rubare a 3 degani del paese, 3 proprietari, un vomere ciascuno e di nasconderlo nell'acqua in 3 posti diversi del paese. Il vicario si lamentò anche che già l'anno precedente aveva avuto modo di rimproverare quelle donne affinché non ripetessero più tale superstizione senza alcun risultato. Una di loro, anzi, gli replicò che avendo cantato ai tempi dei suoi predecessori, intendeva farlo ora con lui e anche in futuro. Anche il cappellano, la seconda festa di Pentecoste, le ammonì pubblicamente dal pulpito, ma loro lo derisero e anzi dovunque lo incontrassero si mettevano a cantare. Così fecero poi anche nella terza festa di Pentecoste, malgrado lui avesse rincarate le dosi delle ammonizioni contro l'ostinazione di queste donne. Il vicario concluse la denuncia chiedendo al padre inquisitore di intervenire con esemplare e salutifera correzione di quelle donne e degli uomini che le accompagnavano. Furono condannate a recitare alcuni Pater Ave Gloria durante le messe in ginocchio in mezzo alla chiesa mentre le altre persone seguivano la cerimonia. Comunque diciamo che non hanno avuto chissà che grandi problemi. Quello che a noi interessa è parlare di questo vomere. Allora il vomere, intanto ovviamente non possiamo pensare al vomere dei nostri trattori grandi, enormi, che sarebbe impossibile spostare o toccare con le mani. Stiamo parlando di quei vomeri e di quei cunei che molto spesso si usavano un tempo, magari trainati da qualche bue, da qualche asino, da qualche cavallo. Ecco che il vomere veniva messo nell'acqua in modo che così, ovviamente con delle formule che venivano cantate e danzate, perché è fondamentale parlare di danze e di canti in questo caso. Ecco che quindi poi la pioggia veniva richiamata, ma il vomere non serviva solo a questo. Ci sono vari momenti in cui questo oggetto così particolare assumeva una grande carica magica. Ci sono delle magie negative, ci sono dei trishboi, del malocchio particolarmente pesante, che è quello della gelosia. Quando 2 giovani si sposavano spesso c'era un terzo o una terza che era gelosa o che comunque era arrabbiata per questo loro matrimonio. Ecco che allora decideva di usare la magia delle nebbie. Decideva quindi di andare di notte mentre si svolgeva la cerimonia, che ovviamente durava fino a tardi. Ecco che dal buio, preferibilmente con la nebbia ma anche senza, dal buio questa persona avrebbe chiamato lo sposo o la sposa a lui antipatico. Avrebbe chiamato ad alta voce il suo nome e quando questo avesse risposto della serie Mario, e lui c'era tu qui, nessuna risposta a voce alta, ma a voce mormorata veniva riprodotta una formula che io vi sintetizzo perché le formule non vanno mai ripetute, e che significava più o meno che come Gesù Cristo nei suoi 33 anni non è mai riuscito ad avere figli, così nemmeno tu riuscirai ad avere figli da adesso in poi. I 2 poi continuavano la loro cerimonia, tutto finiva in festa, solo che nelle settimane successive poi i 2 si accorgevano di non riuscire
a mettere al mondo, comunque di imbastire un bambino o una bambina. A questo punto la nonna arrivava col consiglio, perché cominciavano a fare l'interrogatorio ai due sposi: ma allora tu sei tutt'altro, cosa è successo, sai qualcosa, c'era qualcosa di strano? Sì, ma mi hanno chiamato, eccola qua. E quindi di nascosto dai due sposi sotto il letto veniva infilato il vomere e restava lì per almeno 3 notti, poi veniva tolto sempre di nascosto dai due sposi, e si racconta che da quel momento comunque i due riuscissero ad avere figli, ad avere bambini, ad avere la famiglia felice che si aspettavano. Quindi questo vomere era veramente speciale, ma ci sono anche altri oggetti d'agricoltura particolarmente forti e importanti. Ad esempio, ecco, diciamo che vanno a stratificazione a seconda del luogo. Nella pianura si usavano le forche. Quando arrivava il temporale, quello con la striscia grigia, quello con la striscia arancione, che è quelle tampieste, quello che arrivava con la grandine, ecco che subito i nostri nonni cominciavano a capire che sarebbe arrivato un grosso problema, perché, come vi diceva giustamente prima Teresa, quando arrivava una grandine che distruggeva il raccolto, veramente erano problemoni grossissimi per tutta la famiglia. Poi, quando si vedeva che il temporale si avvicinava, ecco che si andava nell'orto e si piantavano le forche in pianura, le forche con i rebbi, con i denti verso il cielo. Se invece andiamo nella zona pedemontana, troviamo che prendevano le falci e le mettevano con la punta, con il taglio verso il cielo. Se poi andiamo in montagna, e questo l'abbiamo scoperto in Valresia, si mettevano le asce con il taglio verso il cielo, perché tutto questo avrebbe dato fastidio alle streghe che cavalcavano le nubi della grandine e della tempesta. Ovviamente erano sedute su queste nuvole e le punte avrebbero dato loro molto fastidio, e anche i tagli, e quindi avrebbero deviato il temporale. Se ancora il temporale continuava nella sua rotta e stava arrivando verso casa, ecco che si andava dal parroco e dal sacrestano e si cominciavano a suonare le campane. La prima campana che cominciava a suonare era la campana grande, che era chiamata anche fulgore frango, spacco i fulmini, spacco la tempesta, spacco la negatività che sta arrivando. A questa poi si univa la seconda campana, che era quella del piango le anime, che era quella che si usava per i funerali, e la terza poi era la più piccola, che era quella che chiamava la messa. Quindi quando tutte e tre cominciavano a suonare, ecco che insieme alle falci, insieme alle forche, insieme al fuc, al mag di San Juan, ecco che alla fine questo temporale deviava oppure si dissolveva e finiva in pioggia. Si spera che fosse così. E comunque la nostra gente viveva di questa magia e di questa forza. Come diceva giustamente prima Teresa, il pane benedetto in casa non era solo un'abitudine, era una cosa molto importante. In Bretagna, prima qui da noi in Friuli, quando si portavano i bambini in giro in paese a presentare alla comunità, perché ormai erano nati da un po' di tempo, si doveva badare tantissimo alle formule di saluto dal bambino. Di solito la gente si avvicinava e cominciava: oddio che bel bambino, immagino che non capiate tutti il friulano, no? Perché sennò mi allargo ogni tanto: oddio c'è il frutto, oddio c'è le frutte, o c'è voi, oh tutte so pari, tutte so mari, e via che si comincia così. Però queste formule dovevano sempre poi continuare con che Dio le aiuti, che Dio le guardi, che Dio le squindi, cioè che Dio la protegga, che Dio l'aiuti, perché sennò sarebbe scattato il malocchio. Quindi le mamme stavano attentissime a come venivano salutati i bambini. In Bretagna, quando i bambini venivano portati per il saluto nella comunità, prima di uscire di casa le mamme riempivano il vestitino, le maniche dei bambini con le molliche di pane fatto in casa, perché il pane era benedetto e quindi questo avrebbe aiutato i bambini a non ricevere il malocchio. E queste formule sappiamo benissimo che ce ne sono poi tantissime, e modi poi ce ne sono ancora di più, proprio perché la nostra gente viveva costantemente in modo magico.
Qualcuno potrebbe dire erano superstizioni, erano stupidaggini di gente povera con la pellagra che non capiva bene il senso delle cose perché era ignorante. Io non credo. Io sono convintissimo che tutto questo sia retaggio, come diceva giustamente Teresa, di tempi antichi, di tempi andati, che ci parla ancora di cose veramente molto molto antiche ma molto profonde. Ci parla soprattutto di culti femminili e ci parla anche di cerimonie femminili che noi purtroppo abbiamo perso. Le guaritrici di cui adesso abbiamo accennato, almeno secondo alcune testimonianze che ci sono arrivate, erano tali perché questa loro conoscenza passava quasi sempre da nonna a nipote, saltando una generazione. La giovane veniva addestrata dalla nonna, le veniva insegnato tutto quello che lei doveva fare, ma non le formule che le venivano date in una sola notte all'anno, la notte del 24 di dicembre. In quella notte, la mezzanotte, la nonna prendeva la testa della ragazzina, della ragazza, le dava un bacio, le dava un buffetto, una carezza, le mormorava all'orecchio le formule e dal giorno successivo la nonna non era più in grado di guarire e la giovane cominciava il suo cammino. Molto spesso la nonna moriva entro l'anno successivo. Queste sono tradizioni antichissime che arrivano da molto prima del cristianesimo, che partono dalla notte dei tempi, ci parlano di uno sciamanesimo che chissà quando, chissà come è arrivato qui da noi, ma ci parlano anche di gente, di persone che avevano una forza, una potenza, una comprensione che noi oggi non abbiamo più. Il fatto che i benandanti, anche i Loups-garous, fossero in grado di danzare intorno alle piante, di far crescere le piante con la danza e con il canto, ecco che ci fa comprendere che sintonia ci fosse con la natura. Noi oggi non vediamo neanche quando arrivano le rondini, quando se ne vanno. Noi oggi non ci accorgiamo neanche quando l'erba comincia a diventare verde e morbida, quando escono i grilli, quando arrivano le lucciole, anzi le lucciole ormai non si vedono più. Sono tutte cose che davano senso, forza, simbolismo, mistero al modo di esistere e di vivere e che noi pensiamo sia giusto ricordare, perché alla fine questo dà un senso anche all'esistenza, ci fa sentire parti di un insieme, parti di una comunità, perché se noi cominciamo a vivere in sintonia con la natura e con coloro e con tutto quello che ci circonda, ecco che al tempo stesso cominciamo a vivere in simpatia con tutto quello che ci sta intorno, anche le persone. E quindi cominciamo a comprendere, a prendere con tutto coloro che ci sta intorno. E quindi comprendere significa proprio questo senso stupendo, secondo me, del riuscire a convivere con tutto quello che ci sta intorno. E se noi cominciassimo ad avere questo senso del rispetto della natura e delle cose, oltre che delle persone, riusciremo sicuramente ad avere un'esistenza limpida, chiara, bella, piacevole, sorridente. E quindi diciamo che potremmo essere più completi di quello che siamo. E io penso che Teresa voglia concludere con qualcosa di particolarmente bello. Sì, io prima di concludere volevo dire un'ultima cosa che mi ero dimenticata prima, ma anche si riaggancia al discorso dello scongiurare il maltempo. Altre figure che venivano investite, diciamo, di poteri particolari erano i primogeniti o i settimogeniti, una volta, insomma, di Pidi ce n'erano parecchi, no? E cosa facevano i primogeniti? Potevano, o i settimogeniti, disfare le trombe d'aria, che in friulano si chiamano stris, perché c'è credenza comune che dentro un'ecodate, si chiama il friulano, ci sia una strega che sta ballando, felice di distruggere tutto quello che ha attorno a me, no? Quindi io porto testimonianza di mio nonno, che è appunto di Triolazzo, pure lui, che era al bar, improvvisamente vedono formarsi
una tromba d'aria in lontananza. Cosa si fa? Troviamo un primogenito, problemi a trovare un primogenito quando ce n'erano per famiglia magari 10 figli, non ce n'erano nel bar, fatalità, non c'erano primogeniti nel bar, insomma vanno nella casa di fronte, tirano fuori la ragazza che era primogenita, le danno un coltello in mano e le dicono adesso disfa quella tromba d'aria, lei fa un segno di croce in aria, la tromba d'aria col coltello dicendo signor disfile e la tromba d'aria scompare. Ecco, quindi se ci sono primogeniti in questa sala e in questi momenti di cambiamento climatico in cui effettivamente d'estate ci sono questi fenomeni sempre più spesso, sappiate che con un coltello in mano, con la giusta presenza, magari potete disfarle. Quindi, insomma, ecco, no? Cioè, al di là del ridere, comunque c'è la possibilità, quindi ecco. Prima che tu concluda, mi ha fatto venire in mente un'altra cosa che era molto importante. I nostri vecchi erano molto attenti, ma fin dall'antichità, fin da prima del cristianesimo, a quelli che erano i confini, a quelli che erano, ma non tanto per il senso di proprietà, ma quanto per la giustizia del confine. Il confine quindi era un luogo sacro. Quindi quando venivano calati questi che erano chiamati termini, solitamente si calavano questi pietroni e c'era un gruppo di testimoni e un gruppo di persone che giuravano che questi termini erano esattamente in linea con quella che era la proprietà. Accadeva delle volte, raramente ma è successo, che qualcuno ovviamente facesse il bene di uno e non dell'altro e quindi cercasse di fare il furbo accorciando una proprietà e allungando un'altra. Questi diventavano i termini bugiardi. Allora, quando in una zona si creava un termine bugiardo, quello diventava un luogo di magia molto pericoloso, perché tutti i turbini, tutti i tormignoni, tutti i forculis che giravano in giro per i campi, e molto spesso lo facevano anche col bel tempo, perché si vedeva questi vortici, questi mulinetti, ma mulinare anche forte, grande, che correvano in giro per la campagna, ecco, non erano altro che sette anime dannate, che potevano essere o persone impiccate o persone suicide o assassini, e queste anime dannate, come le streghe, giravano vorticosamente e andavano a schiantarsi contro i termini bugiardi. Se una persona si avvicinava a uno di questi termini bugiardi, o magari così, non conoscendo queste tradizioni, si addormentava perché faceva caldo, si addormentava con la testa appoggiata a questo sasso, ecco che poi quando si risvegliava era totalmente perso, era incapace di connettere, era incapace di comprendere, molto spesso perdeva conoscenza, e se non c'era qualcuno che sapeva bene come trattare questi termini bugiardi, ecco, quindi un benandante, una guaritrice o qualcuno che conoscesse cosa fare, questa persona molto spesso rischiava di morire. Quindi bisognava stare anche attenti a essere onesti. Questo secondo me è un bel insegnamento. Prego. Diciamo, questo pomeriggio, in quelle ore di studio matto e disperatissimo, perché io mi prendo sempre all'ultimo quando devo preparare qualcosa, mi sono imbattuta in una bellissima formula. È una formula commovente, secondo me, che racchiude tutto l'amore che i nostri nonni potevano avere per questa terra, ed è un segno di croce che dice, adesso lo dico in friulano, poi lo traduco: mi segni col ciel, mi segni con la tiere, con la luna e con la steles, che nessuna è triste robe mi può di famiglie su chi ste tiere. Cosa ho detto? Mi segno col cielo, con la terra, con la luna e con le stelle, che nessuna cosa brutta mi possa far niente su questa terra, possa accadere su questa terra. E lo trovo una bellissima commistione, quella
proprio la somma della sopravvivenza di tutto questo passato, di questa storia clandestina che comunque ha resistito e si è inserita nel segno di croce che è apertamente cristiano, ma in questo caso è proprio un rito tra virgolette pagano.